Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di una donna ad Agrigento che si era presentata in uno studio medico chiedendo la prescrizione per accertamenti radiologici con una certa insistenza. Il medico ha così deciso di chiamare la polizia con la speranza di far cessare il caos che si era venuto a creare. All'arrivo degli agenti però la donna di 42 anni sarebbe andata in escandescenza tentando non solo di aggredire il medico ma anche i poliziotti. Per questo motivo è stata arrestata. Inoltre la donna è stata anche segnalata alla prefettura poiché a margine di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato in primo grado Giovanni Landini, dirigente dell'azienda regionale delle foreste demaniali, a risarcire con 10.000 euro l'assessorato al territorio per il danno di immagine causato dall'aver utilizzato l'auto di proprietà della regione per scopi personali. Landini, secondo quanto accertato dalla forestale di Trapani, dal luglio del 2016 all'aprile del 2017 avrebbe utilizzato l'auto di servizio per spostarsi dalla sua residenza di Palermo alla sede di servizio di Trapani. L'ex sindaco di Priolo Gargallo, Antonello Rizza, è stato invece assolto con la formula perché il fatto non sussiste dall'accusa di tentata concussione ai danni dell'ex segretario generale del comune. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ieri dal Tribunale Penale di Siracusa a conclusione del processo di primo grado. Il PM aveva chiesto per Rizza la condanna a 4 anni di reclusione. La difesa invece ha respinto ogni accusa sostenendo come l'ex primo cittadino non avesse mai minacciato il funzionario in merito a presunti divieti di comunicazioni su gettoni di presenza dei consiglieri comunali alla Corte dei Conti. È in chiusura un intervento della Procura distrettuale di Catania che ha coordinato una complessa attività investigativa condotta dalla Polizia Postale e che si è conclusa con l'arresto di un uomo di 46 anni ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici, nonché diffamazione e sostituzione di persona. La vicenda trae origine da numerose denunce presentate fin dal 2014 dal titolare di una nota struttura alberghiera di Catania. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.